Bon, allora intanto buona serata a tutti, benvenuti anche a voi che ci seguite a distanza. Oggi completerò, diciamo, quello che avevamo cominciato l'altra volta, la storia della deportazione, riportandola in sede locale, no? Ecco, proprio parlando della deportazione in queste nostre terre e in particolare nel nostro territorio, quindi nel Goriziano. C'è da dire in premessa che la deportazione dall'Italia avviene praticamente subito da parte dei tedeschi. Già fine di settembre ci sono i primi convogli che partono. Ecco, questo va sottolineato. Avviene quindi subito, anche se, come vedremo dopo, non saranno i tedeschi che procedono agli arresti, ma i primi che verranno inviati in deportazione sono quelli che erano già detenuti o in carcere o in località di internamento. Dobbiamo ricordare che, l'avevamo anche già detto, dopo l'8 settembre, con lo scioglimento dell'esercito, alcuni campi di internamento, in alcuni campi, nella stragrande maggioranza i soldati se ne vanno e quindi chi è internato esce dai campi. In alcuni campi, come vedremo, invece per ragioni diverse, perché i comandanti erano più rigorosi, cioè alcuni campi vengono di internati, soprattutto di internati civili slavi, quindi sloveni e croati soprattutto, vengono praticamente consegnati ai tedeschi e quindi dal campo di internamento passano direttamente il primo carico, mi pare sia Dachau, comunque lo vedremo, quindi ai campi di concentramento in Germania. Oppure vengono deportati quelli che vengono detenuti nelle carceri militari. Allora, per fare un po' di ordine, come avevamo già detto anche l'altra volta, noi dobbiamo pensare alla Germania come un grande campo di concentramento. Non so se avevo già dato i numeri, no? 1634 campi e sottocampi, quindi diciamo dove la gente veniva mandata a lavorare per l'industria. Eccolo. E in base ai dati che sono stati raccolti dall'Associazione Nazionale Ex Deportati, risulta che complessivamente, anche se il dato ovviamente non è preciso, risulta complessivamente che dall'Italia siano stati deportati 32.326 persone, quindi oltre 32.000 persone dall'Italia. E alcuni danno anche dati maggiori, ma diciamo prendendo come dato quello che ci fornisce l'ANED, sono circa 32.000 persone. E di queste 32.000 persone, circa 24.000 sono politici e poco più di 8.000 sono razziali, sono gli ebrei. Quindi diciamo che la stragrande maggioranza dei deportati dall'Italia sono i deportati, quelli che venivano considerati i nemici del Reich, quindi i collaboratori, gli partigiani o quelli che venivano arrestati nei rastrellamenti. Mentre poco più di 8.000 sono gli ebrei che vengono inviati nei lager. E quindi, a dire il vero, il primo trasporto parte da Merano il 16 di settembre, quindi siamo 8 giorni dopo l'annuncio, cioè l'8 di settembre, i tedeschi hanno già invaso l'intera Italia, e da Merano il primo carico, anche se non è un treno, ma si tratta di 35 ebrei che facevano parte della comunità israelita di Merano, quindi che vengono catturati lì subito dopo l'arrivo dei tedeschi. Va detto che, ne riparlerò anche dopo, i tedeschi avevano, se vi ricordate, avevano costituito al confine con il Reich, nei territori occupati dall'Italia, 2 zone di operazioni, una al litorale adriatico, il nostro, e una zona di operazioni prealpi, che comprendeva le province di Bolzano, Trento e Belluno.
tra parentesi Trento e Bolzano erano già ex austro-ungariche come eravamo qui noi, diciamo. Anche gran parte dei territori di Belluno no, Bolzano e Trento erano ex Austria-Ungheria fino alla fine della prima guerra mondiale. E quindi il primo carico praticamente, anche se la vicenda di questi 35 sarà complicata perché verranno inviati a Innsbruck, tenuti lì alcuni mesi, dopodiché verranno anche loro inviati ad Auschwitz, anche perché i treni non che partivano con 35 di loro, i treni erano organizzati per avere un certo numero di carri con un certo numero di prigionieri, cioè si andava a speculare anche sul risparmio, perché comunque si trattava di mettere insieme dei treni. Eccolo, invece il secondo convoglio, che è del 20 di settembre, parte da Peschiera. A Peschiera, Peschiera era il carcere militare e quindi si calcola che quel trasporto abbia portato oltre 1800 soldati che erano rinchiusi per qualche ragione in carcere, quindi erano sottoposti a procedimenti disciplinari, non si sa. E quindi questi sono il secondo convoglio che appunto parte da Peschiera il 20 di settembre. E vengono inviati ad Dachau. Eccolo la contraddizione. Non vengono considerati militari, quindi mandati con gli altri internati militari italiani, ma vengono considerati prigionieri politici, quindi vengono inviati a Dachau, che era un lager per politici, insomma. Il terzo convoglio parte da Cairo Montenotte, che era un campo per civili sloveni, quindi era simile, diciamo, a quelli che c'erano qui a Gonassa-Visco, cioè dove venivano internati i civili sloveni. Sì, perché questi campi, se vi ricordate, vi avevo fatto vedere anche una mappetta in cui erano segnati i vari campi che c'erano in Italia, per cui ce n'erano conosciamo Arbe, conosciamo Gonas, conosciamo Visco, però diciamo molti erano anche ubicati in altri territori italiani, per cui uno di questi era appunto Cairo Montenotte, che erano appunto civili della Venezia Giulia soprattutto, e anche da lì parte un convoglio di circa 1000 persone. C'è da tenere conto che in questi campi c'erano, diciamo, adulti, ma anche bambini, c'erano tutti i tipi. Quindi chiaramente non tutti verranno inviati, perché questi vengono inviati a Mauthausen, che come vedremo era uno dei campi in cui le condizioni di vita e di lavoro erano più dure, tra parentesi, quindi vengono inviati a Mauthausen. E il trasporto numero 4, invece, che è dei primi di ottobre, parte dalla stazione di Sulmona. Eccolo, e quindi anche questo è un carico particolare perché raccoglie anche italiani, ma soprattutto sono greci, jugoslavi, anche questi che provenivano da vari campi di internamento del sud Italia, insomma, erano comunque persone che erano state catturate, diciamo, dalla loro esercito italiano, insomma, no? E questi, sì, albanesi anche, questo carico. E poi dopo c'è invece il primo importante carico, che è del 18 ottobre, che parte da Roma, ed è quello che trasporta, sono stati contati 1022 persone, sono gli ebrei romani che vengono arrestati nella retata del ghetto, insomma, no? Eccolo. Ecco, quindi questo è il primo carico di ebrei che vengono internati. Poi c'è dal campo di Fossoli, eccolo, Fossoli
in Emilia, no? Vicino Carpi, viene internato anche cos'è il quinto, il sesto carico, e viene internato un altro gruppo di ebrei che provenivano da varie località, soprattutto erano stati catturati in Francia, quindi, perché alla fin fine, oltre a questi primi carichi, i tedeschi organizzano in Italia, ma la differenza da noi sarà diversa, cioè sarà molto diversa con quello che succede qui da noi, e organizzano alcuni campi che venivano chiamati campi di transito, cioè laddove venivano concentrate le persone fino ad arrivare a un certo numero e dopo da lì i treni partivano. E questo campo di Fossoli diventa, a partire dall'arrivo dei tedeschi e per diversi mesi fino alla primavera del 1944, diventa il campo di concentramento per gli ebrei che venivano catturati nel centro-nord Italia, quindi lì era il punto in cui venivano concentrati e da lì poi dopo partivano. E infatti da quel campo lì ci saranno 7 convogli, cioè 7 treni che partono, e si è calcolato che da Fossoli vengono deportati 2.800 ebrei, ma anche 2.600 politici, cioè praticamente quel campo lì diventava soprattutto per ebrei il campo di raccolta, ma anche di prigionieri politici. E questo qui funziona fino a quando viene attivato un altro campo, che è quello di Bolzano, che forse è anche quello più famoso perché durerà più a lungo, e il campo di concentramento, di smistamento di Bolzano, si calcola che siano state diverse migliaia le persone che da Bolzano poi dopo venivano concentrate lì. Dunque, infatti sono circa 9.000 gli internati che partono da Bolzano e sono soprattutto politici, ma anche deportati. Allora, per non fare 9.000 sono i deportati che vengono immatricolati a Bolzano, quindi a Bolzano tenevano anche un conto, un calcolo e un elenco dei nomi. Si calcola che siano stati molti di più e furono soprattutto prigionieri politici, anche se anche lì arrivarono poi dopo la chiusura di Fossoli, arrivarono anche gli ebrei, ma oramai per quanto riguarda la deportazione ebraica, dopo la primavera del 44 oramai la stragrande maggioranza era già stata deportata, insomma, quindi sono pochissimi, erano quelli che riuscivano a catturare per spiate, per quelli che si erano nascosti, che riuscivano a trovare. E da Bolzano partiranno 13 convogli, quindi 13 treni che partiranno da Bolzano. La differenza è che dopo questi primi convogli cominceranno a partire anche da Trieste. E da Trieste il primo convoglio sarà della fine di ottobre, e il percorso da Trieste partivano quelli che venivano concentrati, ecco la diversità nelle carceri triestine, perché aggiungo che contrariamente a quanto avviene in Italia, nell'Italia della Repubblica Sociale, dove i tedeschi attivano questi campi di transito, nel nostro territorio, quindi nel litorale adriatico, le carceri diventano, le carceri giudiziarie, quindi le carceri di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Pola, diventano i centri in cui vengono concentrate le persone che devono essere deportate. E infatti, non a caso, praticamente quasi tutti i treni, tranne uno che parte da Pola, 2 da Gorizia, 1 da Monfalcone, partono tutti da Trieste. A Trieste vengono caricati quelli del carcere triestino
e in parte anche quelli che si trovano alla Risiera, perché fino a un certo punto la Risiera è anche diciamo un luogo di concentramento, soprattutto, e lo vedremo magari, quando nelle carceri non ci stavano più. Soprattutto avviene questo quando ci saranno in Friuli i rastrellamenti contro le zone libere della carne del Friuli orientale. Addirittura una parte di quelli che verranno catturati in quelle zone, oltre ad essere, diciamo, sistemati nel carcere di Udine, in quello di Gorizia, verranno inviati una parte anche in Risiera, quindi proprio perché le carceri non riuscivano a tenerli tutti. E naturalmente i treni partivano quando erano pronti, quando c'era un certo numero di deportati da inviare. E per sottolineare il fatto che proprio da queste terre parta il 60% dei treni, perché sono stati contati, partiti dall'Italia partono 123 treni diretti ai campi di concentramento. Di questi 123, 74, che rappresentano il 60% del totale dei treni, parte da Trieste. Quindi parte dal litorale adriatico e deporta la gente del litorale adriatico. E infatti il convoglio che partiva da Trieste faceva la prima fermata a Gorizia, dove venivano caricati quelli di Gorizia, la seconda a Udine, dove arrivavano anche quelli di Pordenone, e poi da lì su in Germania. Quindi e poi da lì ovviamente i treni, a seconda di dove dovevano andare, prendevano la direzione che doveva essere fatta. E il primo convoglio che parte da Trieste è appunto quello del 28 di ottobre e va a Dachau. E praticamente l'ultimo convoglio è del 26 febbraio del 45, quindi non so, come già accennavo, ad un certo punto, vuoi perché siamo alla fine della guerra, vuoi perché i treni oramai erano nell'impossibilità di muoversi dati i bombardamenti eccetera, comunque l'ultimo convoglio parte alla fine di febbraio del 45 dal litorale. Dopo ce ne sarà un altro che partirà i primi di marzo da Bolzano, ma praticamente poi dopo la deportazione si esaurirà, insomma, in quel periodo. Allora, io anche per darvi un po' di respiro, vi farei vedere alcune foto. Sicuramente ma in modo quanti sono stati portati via dalla nostra regione? Allora, io vi so dare i dati precisi, dopo magari dirò anche, per Udine e Gorizia, cioè precisi, abbastanza precisi, proprio perché, come dirò anche, i registri delle carceri sono uno strumento straordinario, non solo per vedere il numero, ma per conoscere le persone che vengono deportate, perché nelle carceri ci sono 3 tipi di libri che vi farò magari vedere perché sono interessanti. Nelle carceri c'era il registro delle matricole, in cui praticamente c'era tutti quanti i dati anagrafici dell'arrestato, quindi nato, A, residente, tutto quanto. C'è anche la notizia di dove viene arrestato, quando, chi lo arresta, quindi sono dati estremamente precisi, e anche la ragione per cui viene arrestato, per cui nelle carceri si riesce a capire se quello è un ladro, quindi c'è scritto per furto, oppure se MPS, vengono chiamati MPS, arrestato per misure di pubblica sicurezza, quindi quelli lì erano, fra virgolette, i nemici del Reich, i politici. E nelle carceri poi dopo c'era, nella seconda pagina del registro delle matricole, c'era un'altra pagina in cui veniva riportata la data dell'uscita dal carcere, chi ordinava l'uscita e anche la destinazione finale, per cui poteva essere rilascio, quindi uno veniva rilasciato, trasferito in un'altra carcere, oppure per i deportati c'è scritto Germania. E
è interessante perché in un altro registro, che comunque farò vedere, nel registro giornaliero, in cui venivano enumerati su una colonna quelli che entravano e sull'altra pagina quelli che uscivano. E proprio per le deportazioni c'era proprio scritto in Germania, c'è tutto l'elenco di quelli che venivano inviati in deportazione. Ma era generico Germania oppure si sa anche in quale campo? Allora, era generico Germania, però si sa che quel convoglio, tramite anche altri archivi, andava ad Auschwitz o ad Dachau, quindi diciamo, noi sappiamo dal nostro territorio, per Udine e per Gorizia, vi garantisco, sappiamo dove andavano a finire, infatti dopo vi dirò in quale lager, quanti erano e chi erano e quanti sono tornati poi dopo, perché tramite altri archivi si riesce a recuperare anche chi è tornato, chi è morto nei lager, eccetera. Eccolo, questo differenzia la nostra storia da quella del resto d'Italia, perché nel resto d'Italia, diciamo, venivano generalmente concentrati nei campi di transito. Qui da noi invece erano le carceri, di cui si sono conservati i registri, questo è importante, perché in diversi campi, sì, ci saranno stati degli elenchi, però sono andati perduti, non c'è memoria. Ecco, questa mappa indica in maniera... Scusi, secondo lei qui memoria è rimasta negli altri campi? No? Perché diciamo che i campi in genere erano anche campi di provvisori, abbandonati ad un certo punto. Le carceri invece sono sempre state presidiate. Ecco. E tra parentesi, nella nostra regione, mentre le carceri di Udine e di Trieste hanno depositato i registri all'Archivio di Stato e quindi possono essere consultati da chiunque, fotografati, eccetera, le carceri di Gorizia e di Pordenone non hanno ancora depositato come dovrebbero questi documenti agli archivi. Per cui, dunque, a Pordenone perlomeno sono stati messi a posto, ordinati, sistemati e sono consultabili con grande fatica, c'è stata un'impresa per poterci andare dentro. A Gorizia purtroppo è ancora peggio, perché questi registri sono ammucchiati in una cantinaccia, ci sono 2 cubi di roba, fate con 2 o 3 cubi, dove bisogna andare a tirar fuori, sono pezzi di registri, cioè, ecco sì, che se c'è un'alluvione improvvisa, quelli ecco, e questi sarebbero veramente importanti da conservare. Mi so, troppi no. Come? Troppi non ce ne sono, spero. E ci sono in mezzo, si vedeva che c'era roba, qualche pagina mangiucchiata, sì, puzzolente, macchiata. Scusi, il professor Palesini di archivistica, in una delle lezioni ci ha detto che appunto gli archivi statali sono quelli che sono e tenuti come sono, che in certe carceri sono i detenuti stessi senza alcuna competenza, senza alcuna preparazione ad archivi, vero? Signor Perosa, non c'è detto così? Sì. Allora, manco quello è stato fatto Gorizia. Allora io vi porto la mia esperienza, no? Eccolo, io così sono andato casualmente. Lui non ha fatto no. Sì, no, ma questo posso confermarlo, perché diciamo questi registri, cioè non è che uno va in carcere e dammi il registro, cioè, no, sono ammucchiati in questa cantinaccia. E dopo aver ottenuto il permesso personale, finalmente ho trovato un direttore molto comprensivo che ha capito cosa stavo facendo, mi ha concesso quindi io sono andato là in mezzo a tirar fuori, con l'aiuto di un detenuto però, perché mi dava la mano a recuperare. Un conto è l'aiuto materiale, un conto è catalogare. E di questi 2 di questi registri sono stati messi in ordine e sono stati messi tempo addietro dai detenuti stessi,
che avevano ottenuto praticamente un finanziamento, il carcere, che aveva fatto una convenzione con uno che sapeva fare sto lavoro, e quindi ha insegnato a quei detenuti a mettere a posto, e quindi 2 sono veramente tenuti molto bene. E infatti dopo, fra le altre cose, con il parroco lì del carcere, abbiamo fatto una richiesta per ottenere finanziamenti alla fondazione, per far mettere a posto questi registri dai detenuti stessi attraverso la convenzione, chiaramente con qualcuno che sappia farlo. Purtroppo è andato tutto così. Bisognerebbe fare una denuncia. Ma lo abbiamo... la cosa è conosciuta, diciamo, si sa che questi documenti sono lì, che poi dopo non sono importanti solo per la ricostruzione della deportazione, ma anche per chi volesse fare altri tipi di ricerche. Diciamo, la ricerca politica è più semplice, perché per esempio ho visto che in carcere anche quelli che durante il 20ennio venivano arrestati e mandati al confino venivano prima chiusi in carcere, e quindi lì c'è scritto su questi registri quando entrano, quando escono, chi li prende e poi dopo dove vanno. Quindi c'è anche, sappiamo anche il locale del confino, oppure possono anche essere fatti degli studi sociologici, vedere i ladri chi sono, cioè dico io, insomma, no? Quindi sono documenti che potrebbero dare la possibilità anche di fare ulteriori ricerche, no? Quindi sono documenti molto importanti. Ma gli archivi di Stato, diciamo, giustificando un po' le carceri, vogliono avere la documentazione in ordine. Che è impossibile da avere, diceva. No, basta investire, bisogna avere dei soldi e dire a qualcuno: tu che sei capace di fare questo lavoro, metti a posto e cataloga. Cioè, non è che ci siano... Non sono archivisti, diceva il professor Peresini. Ma diciamo, non ci sono archivisti perché non li si paga, ma immagino che gli archivisti, insomma, con tutti questi ragazzi che sono in giro, che invece di fare l'archivista fanno... Preferiscono andare a fare l'insegnante, ci ha detto nell'ultima lezione il professor Peresini. Guarda un po' lei. Sì, beh, insomma, non è che per tutti sarà così, immagino. Ci sono anche quelli che non trovano... Io conosco, per esempio, una brava archivista, ma diciamo... o lavora a spizzichi in giro, un po' di qua, un po' di là, ma è chiaro che uno dopo arriva a una certa età e dice: aspetta, vado a fare il ragioniere in comune, insomma, no? Cosa faccio? Cioè, questo è il punto, no? Perché non c'è continuità. Però diciamo, se ci fossero i soldi per pagare la gente, io immagino che anzi sono lavori che per un archivista sono molto belli, insomma, no? Perché si scopre. Quindi purtroppo per Pordenone più facile, per Gorizia è impossibile trovare, cioè poter, se non per grande fortuna come è successo a me, insomma. Però insomma sono molto molto importanti. Comunque vi farò vedere la prossima volta magari alcune, per capire com'è che sono fatti questi registri, con la precisione con cui venivano... Ma se io ad esempio volessi consultare un registro per il carcere di Gorizia, come parente, nessuno dei miei parenti è stato, non potrei. No, personalmente no. Se lei, cioè, quello che forse potrebbero fare, chiedere un certificato del fatto che la persona X era in carcere a Gorizia, e quindi loro potrebbero risalire, forse avranno anche altri registri, io non lo so, ma da quei registri che ho visto io è impossibile, perché sono ammucchiati in cantina, a voglia, insomma, no? Ecco, e quindi, però le carceri dovrebbero essere in grado di poter fornire questi certificati, perché io ne ho trovati diversi invece in archivio di Stato a Udine, nei registri del carcere di Udine, per cui quando qualcuno chiedeva un documento, allegavano la copia nella pagina di colui del parente che l'aveva chiesta. Quindi a seconda
sì, delle situazioni particolari ci sono queste cose, insomma, però è veramente un peccato, anche perché mi dicono, dopo io non ho potuto constatare, che ancora a Gorizia ci sia una stanza, un posto, un corridoio dove sono ammucchiati altri documenti. Quindi, Devo chiedere, per quale motivo fanno queste difficoltà? Il fatto, per esempio, il Museo della Guerra, che c'è in Gorizia, sarebbe interessato, l'Archivio di Stato dovrebbe essere interessato, quindi i finanziamenti, queste istituzioni dovrebbero averle. Cioè, il direttore che dice io per fortuna, lei per fortuna è riuscito, ma dovrebbe essere iniziativa del direttore tirar fuori questa storia. Sì, però questo è sempre finalizzato alla disponibilità economica. Il direttore di Gorizia, che mi ha autorizzato a entrare, era stato prima a Pordenone e lì mi raccontavano che lui, per sua iniziativa, finanziando lui, aveva fatto mettere a posto tutti i registri del carcere, che sono consultabili, sono ben tenuti, però era stata, così mi raccontava, non lo so se sia vero o meno, era stata per sua iniziativa personale che aveva trovato i soldi, lui o messi lui personalmente, per fare questo lavoro. Quindi sono cose molto importanti che purtroppo sono là. Non possiamo pensare all'iniziativa del buon cuore, no? No, non può essere questa. E se ha fatto lui... No, anche perché per legge gli enti pubblici dovrebbero consegnare agli archivi di Stato la propria documentazione. Però succede, per esempio, il caso di Cormon, per esempio, noi avevamo un bel archivio, perlomeno era in ordine fino agli anni 50, però non c'è più spazio e, come succede a tanti archivi, vengono consegnati a una cooperativa che ha il magazzino, che so io dove, e praticamente se uno vuole consultare l'archivio è molto difficile, ma anche oggi come oggi lo può consultare facendo domanda, pagando non so quanto, perché poi dopo la ricerca non può farla lui singolarmente, ma è chi gestisce l'archivio che deve andare a farla, con esiti che non si sanno, perché può trovare o non può trovare. Ecco, quindi purtroppo gli archivi stanno anche in queste condizioni, insomma, no? Cioè, bisognerebbe fare veramente tantissimi investimenti. Adesso ho letto sul giornale che tra i vari di concorso, la regione bandisce posti anche per archivisti. Sì, la regione. Sì, è che effettivamente sì, la storia va conservata, insomma, no? Se si vuole poi dopo studiarla, sì. Io ho avuto esperienza a Trieste, era tutto perfetto, sono andato all'archivio militare per il mio c'era tutto. Lui scriveva regolarmente dall'Inghilterra e del 43 in poi le lettere le ho trovate lì nell'83 quando è morto. Certo. Perché non passavano, eravamo sui tedeschi. C'era addirittura il documento che era andato per disperso perché non sapevano dove era, nessuno aveva finito. Mia sorella poco tempo fa, per ricostruire l'angolo genealogico della famiglia, è andata alla Curia di Trieste, ha trovato tutto. Però sono un po' di esperienza, mia sorella ha fatto un casino. Certo. Perché anche i nomi, nel passare del tempo, hanno avuto delle... Sì, certo. No, quelli proprio scritti male, no? Per esempio, io sono per Ossa, abbiamo un documento del 1295, però in giro ci sono i per Ossa. Che al femminile è molto difficile che da noi ci sia il cognome, sono pochi. E quindi, sì, no, per esempio. Ma sì, sono anche ragazzi che fanno servizio civile, quindi sono pagati. Sì, qualcosa hanno, sì. Potrebbero farlo loro, sì, ma ci vuole sempre comunque la professionalità per fare queste cose, no? Quando io trovo delle persone che dicono ma dice che vanno a lavorare, non è così che funziona il mondo. Allora prendi una persona qualsiasi, l'italiano più intelligente del mondo,
e li vuole fare scopare perché ha fatto qualcosa in mezzo a più, deve fare il corso sulla sicurezza, sul pronto intervento, hai ragione. Voglio dire, nel caso di Gorizia è uguale, adesso ma ci si tratta di portare i documenti, tirarli fuori, poi ci sarà il personale specializzato che li cataloga. Non c'è personale specializzato. Non c'è personale specializzato. L'archivio di Stato di Gorizia, scusate, che potrebbe essere più interessato. Perché l'archivio di Stato racconta la storia di un popolo, di una nazione, di un territorio. Ma se non ci sono persone... No, ma se non c'è, l'archivio può essere tutto interessato, ma se non c'è qualcuno che perché l'ho detto Vanni, no? Non hanno un metodo, mettono negli archivi, buttano là, non si sa dove, non si sa come, ognuno va avanti secondo la propria logica. Ma perché non c'è la professionalità? Ci spiegano. Non c'è la professionalità, ma non c'è un perché anche il semplice impiegato. L'archivio del presidio militare di Udine, che è grandissimo, è preciso. Quando c'è la storia delle pensioni dei sloveni, tutti sono andati hanno fatto ricorso a quell'archivio. Io l'ho visitato, ma sono dal 1900, che ne so io, i primi del 900. No, ci sono archivi ben organizzati e validi e archivi, per esempio quello di Pordenone, lo hanno trasferito in un magazzino, non è consultabile, l'archivio di Stato questo, ecco. Se c'è un bel archivio, l'archivio centrale dello Stato di Roma, che è enorme, quello è un archivio in cui è possibile, che tra parentesi adesso stanno facendo un lavoro proprio incredibile, che è quello di mettere, di digitalizzare i documenti, ma lì avranno lavoro per 100 anni, insomma, no? Però è quello il lavoro che va fatto adesso, perché anche i documenti si deteriorano. E dopo io ho notato che più uno va a sfogliare, più si rovinano, si rompono, sono documenti vecchi. Eccolo, una volta per esempio in biblioteca a Trieste c'erano i giornali, a voglia sono passate migliaia di persone, ci sono pagine rotte, perché e adesso i giornali non li danno più, li hanno però digitalizzati e quindi sono consultabili, ecco, quindi si sta già facendo quel lavoro lì, ma questo è un lavoro notevole, insomma, che sì, ma ci spiegava sempre il professor Tresin che all'archivio della regione c'è un magazzino di chilometri di documenti che parte la pesca. E abbiamo 63 anni di storia, lei si immagini quelli che ne hanno 300. Esatto. Sì. Ma dopo non c'è una logica nell'archiviare, quello è il discorso. Ognuno fa a mente sua, cioè cambiano gli archivisti e quello che arriva dopo non sa quello che ha fatto, questo è vero. Questo è la famosa professionalità. No, c'è la cartella della signora Maria Messandino che nessuno sa cosa c'è dietro, cioè è un po' una giungla, no? Sì, anche se però adesso in questi ultimi anni, a parte che cambia il personale, ma gli archivi hanno dato delle direttive, cioè si deve catalogare in un certo modo, quindi uno deve essere uno del mestiere che cataloga in quel modo lì, proprio per uniformare la catalogazione in tutta Italia, insomma, no? Questo è un po' però se ci vuole tempo, ci vuole... Abbiamo impiegato 120 anni per mettere insieme il catasto nostro con quello italiano. Sì. Non è facile. No, sì. No, anche perché, diciamo, abbiamo accumulato un sacco di roba, no? Quindi... no? Io mi rivolgo a chi ci segue a distanza. Avete seguito il dibattito? Sì, tutto ok. Sì, abbiamo seguito bene, sì. Perfetto. Allora, non so se avete qualcosa da aggiungere voi.
se no commentiamo questa... Qualcuno... una cosa, sì. diciamo, sulle votazioni, no? Perché mi domandavo, ma in Italia, non diciamo nella nostra regione, ma in Italia, dopo l'8 settembre, i militari sbandati dell'esercito italiano sono stati deportati in poca misura, penso, cioè a parte i politici, ebrei o cose del genere. I militari italiani non hanno subito una deportazione, diciamo, molto consistente. Perché lui era marinaio, è stato arrestato. Io ho l'esempio di mio papà, diciamo che chiaramente ormai non c'è più, però in Italia centrale, no? Sono arrivati i tedeschi, hanno perquisito le case, a mio padre non hanno fatto niente, a mio zio neanche, oltretutto a mio padre hanno trovato 2 cartucce da caccia, del fucile da caccia, del cassetto, per di più. I tedeschi? I tedeschi, sì. Mio cugino, cioè mio zio, il fratello di mio papà, l'hanno portato in piazza e se succedeva qualcosa insieme ad altri li fucilavano. Mio papà non hanno fatto niente, non hanno portato via niente. Un altro mio zio invece, che era militare dell'aviazione, l'hanno deportato in Germania. Cioè, con che criterio? I tedeschi buoni, no, ma avevano lo stesso cognome. no, se non so dove erano, ma il paese dove era mio papà non hanno fatto niente tedeschi. Un paese vicino, se gli hanno fatto qualcosa, quando sono andati via lo hanno bombardato con l'artiglieria, perché erano ostili, si vede in qualche modo, no? Ma facevano rappresaglie di questo tipo, no? Dipendeva da come ti comportavi con loro, probabilmente, no? Però mio papà, che era militare di carriera, oltretutto, sbandato, non gli hanno fatto niente. Dunque, allora, chiariamo la cosa. Io adesso non ricordo i dati a memoria, ma li troverete senz'altro. Mi pare che in Italia, nell'Italia centro-settentrionale anche, vengano catturati, mi pare, 400.000 soldati italiani, 300, cioè un numero enorme. Sul territorio italiano. Ma questo avviene nei primi giorni di settembre dopo l'occupazione tedesca. Quelli che ne prendono centinaia di migliaia, quindi quelli vanno nei campi di concentramento per militari famosimi. Da quello che posso dire io, qua da noi e anche nella Repubblica Sociale, ad un certo punto, quando viene costituito il governo e quando si pensa di poter mettere in piedi l'esercito della Repubblica Sociale, vengono richiamati oppure vengono chiamati alle armi i giovani e vengono richiamati quelli che erano militari prima, no? Quindi c'è questo, cioè una buona parte non risponde alle chiamate e molti di questi poi dopo verranno catturati in seguito e inviati non come militari in Germania, ma come politici. Anche qui da noi diversi giovani che non si presentano ai bandi militari, se vengono catturati e se non, perché poi dopo chi veniva deportato? Chi non era necessario sul territorio. Uno che lavorava in cantiere non veniva deportato, uno che lavorava in ferrovia non veniva deportato perché era indispensabile qua, ma non so, soprattutto i contadini, quelli che non avevano diciamo un lavoro, giovani naturalmente, che non fosse funzionale all'economia del Reich in generale, venivano deportati. I militari sbandati non facevano niente, erano sbandati lì. No, ma tra parentesi io vedo che io ho trovato proprio che molti ufficiali, anche alti ufficiali, che non avevano risposto alla chiamata alle armi, verranno catturati poi, anche qui da noi. Ci sono diversi che vengono inviati in Germania, nei lager, molti muoiono anche, no? Lì dipendeva un po' anche dalla fortuna, dalla situazione. No, perché lì c'erano, cioè, appunto si parlava prima di tedeschi buoni, perché c'erano tedeschi, cioè, se passavano le SS, quelle erano tremende, immagino, dico così per dire, io non è militare, però penso che le SS
erano quelli che magari andavano in ricerca dei politici ebrei, eccetera, eccetera. I militari veri dell'esercito tedesco, cioè la Wehrmacht, non erano così cattivi come le SS. Avevano altre funzioni quelli. Appunto, cioè dipendeva un pochettino. L'esercito della Wehrmacht combatteva al fronte. La polizia tedesca era quella che operava dietro le linee, era quella che doveva badare ai politici, a quelli che facevano la guerra dietro, per cui i rastrellamenti vengono fatti generalmente dalla polizia tedesca, oppure lo vedremo anche qui da noi, ma anche nelle nostre zone. Un ruolo fondamentale per gli arresti sarà svolto dalle spie e dai fascisti. Perché? Perché i tedeschi non conoscono né il territorio né le persone e quindi non sapevano chi andare a prendere. E sempre nei rastrellamenti c'era sempre il borghese oppure quello in camicia nera che indicava quello sì, quello no, quello sì, quello no. Cioè il ruolo che ebbero sarà, cioè i tedeschi non è che andavano a caso, talvolta avvenivano anche i rastrellamenti perché si dovevano prendere tutti i giovani perché avevamo bisogno di gente da mandare a lavorare, quindi prendevano tutti e mandavano via. Ma in genere poi dopo invece gli arresti venivano fatti, proprio si andava a colpire chi era militare che non si era presentato, il partigiano, la famiglia del partigiano o di chi era considerato un antifascista, cioè questi venivano, e c'era qualcuno che, oppure gli ebrei, c'erano anche delle taglie, no? Le taglie, se io denuncio l'ebreo ti pago, quindi c'era anche un'attività, non dico solo dei fagli, ma anche delle persone normali che per soldi andavano a denunciare, e quindi poi dopo, ecco, quindi il modo di essere arrestati era un po' diverso, insomma, seconda. Poi dopo c'erano le zone in cui forte era il movimento di resistenza, lì diciamo la repressione era più dura rispetto ad altre magari che erano più tranquille. Sì, dipendeva un po' dalla situazione anche personale, no? Però vengono arrestati anche i militari che si erano, fra virgolette, o imboscati o ritirati o nascosti, insomma, no? Se venivano presi, anche quelli venivano portati. 2 minuti racconto mio zio, al coetaneo mio papà, sono partiti nel gennaio 41 a Trieste, lui è andato a Cremona, mio papà è andato a Tortona, papà è andato in Africa e lui è andato in Grecia. Quando nel 43 è caduto, sono andato dietro, ma è tornato su quella penisola balcanica, hanno preso partigiani, poi ero ormai vicino a casa. Dopo un po' di tempo, un rastrellamento, i partigiani vengono sconfitti, arrivano i tedeschi e li prendono i tedeschi, lo portano in Germania, riesce a tornare a casa con un chiodo. A guerra finita l'hanno preso i jugoslavi e portati al campo di rieducazione vicino a Lubiana, a Kamnik, perché è arrivato a casa nel 46. Mio padre dell'Inghilterra è arrivato a casa nel 46. Sono partiti e tornati a casa tutti e due nello stesso anno, con vicende diverse. Ecco. È questo. Ecco. Durante la collaborazione tra fascisti e nazisti, la presenza tedesca in Italia, perché era così massiccia? Visto che erano alleati, no? Perché sono scesi? Per logica gli italiani dovevano essere anche in Germania. Sì, ma non era fronte di guerra, no? La Germania non era. Il fronte di guerra era rivolto verso altre aree, perché collaboravano, no? Quindi nel momento dell'8 settembre, come mai tanti tedeschi erano in Italia? Sono scesi, che hanno messo in difficoltà i nostri militari e la popolazione. No, ma un attimo, cioè, c'erano già prima, perché con lo sbarco in Sicilia vengono inviate anche divisioni tedesche per far fronte comune con gli italiani per bloccare gli sbarchi. Quindi c'erano diverse divisioni tedesche in Italia già prima dell'8 settembre, proprio perché servivano per contrastare gli alleati. Dopodiché, dopo l'8 settembre, arrivano in massa ad occupare, però erano già prese, come praticamente l'esercito italiano viene inviato a combattere in Russia, a fianco di quello tedesco, oppure quando gli italiani chiamano Rommel
in Africa perché non riuscivano più a contenere, sì, erano comunque stati alleati e quindi sì, non è strano che... Ma perché anche Hitler sapeva che noi eravamo deboli e infatti inviato, eravamo deboli, cioè erano deboli. Infatti chi ha liberato Mussolini? Mica i militari italiani. Sì, beh, certo. Cioè, Sì. erano più organizzati di noi. Cioè, erano più attrezzati, diciamo, se noi, cioè se l'Italia entra in guerra senza... Sì, non... Sì. Cioè, I tedeschi per 1000 anni erano militaristi, gli italiani per 1000 anni erano antimilitaristi. Te pensi che l'unico Stato italiano che era il Regno delle Sicilie, no? Non aveva neanche l'obbligo militare. Pensi che cosa potevano essere? No, sì. No, no, ma il fatto, cioè se voi vi ricordate, noi entriamo in guerra, cioè l'Italia entra in guerra, mi pare che avesse una sola divisione motorizzata, quindi cioè, i mezzi erano cioè era impossibile sostenere una guerra moderna con i mezzi che non c'erano. L'Italia no? In guerra contando sulla Germania. Infatti, la famosa frase di Mussolini quando decide di attaccare la Francia dice: ci servono alcune migliaia di morti per sedere al tavolo della pace, perché nel 40 sembrava, dopo la sconfitta franco-inglese, no, Dunkerque eccetera, sembrava che la guerra l'avessero vinta i tedeschi, quindi sì, era praticamente, dopodiché le cose sono cambiate, insomma, no? Bene, allora cioè, il dibattito penso sia stato costruttivo, insomma, no? Cioè, si riesce sempre a chiarire qualche cosa che non magari che non si riesce ad agganciare, no? Comunque le volevo fare una domanda, lei che è un po' più anziana di me, perché io non ho ricordi personali, a casa mia non si parlava di guerra. Ad esempio qui a Cormons i fascisti che avevano denunciato i partigiani, i militari, insomma le famiglie, dopo la fine della guerra, queste famiglie come riuscivano? Perché adesso si parla tanto che con gli sloveni prima non ci si parlava, ci si faceva la guerra, adesso con Gorizia, capitale della cultura, ci si vuole tanto bene. Speriamo. Qui come... Ma dopo vedremo che alla fine della guerra ci sarà anche la resa dei conti, no? Per cui, come succederà un po' in tutta Italia, soprattutto i capi che avevano capito prima come andavano le cose, se ne vanno, sul territorio rimangono gli ultimi. Eccolo, e quelli quindi sono quelli che pagano. Infatti qui da noi alcuni vengono presi e portati in Jugoslavia e... Dove abitava la famiglia di mio papà, mio nonno aveva 3 figli, tutti e 3 in guerra, il padrone di casa era un grande fascista, se vuole le usano così il nome così, Dubero, che non è mai stato trovato, mi diceva mio papà, però la nostra, cioè la mamma di Dubero, la moglie, sì, abitavano sopra, sì, e mia nonna... Ma questo è stato, diciamo, eliminato a Gormos proprio. Sì, ancora durante la guerra c'è cioè gli sparano, insomma, proprio perché era uno di quelli che segnalava, conosceva le persone e segnalava. Ecco, e io adesso da adulta, perché da bambino mi interessava quando avevo un bambino, mi chiedo come hanno fatto mia nonna, mio papà e i miei zii a convivere dopo con, perché uno zio, uno dei miei zii è stato deportato in Germania. Con la moglie e la mamma che abitavano sopra, facevano finta di non sapere questo marito, questo figlio, non lo so. Che adesso io sono amicissima di Patrizia. Anch'io la conosco, ma è di tutt'altro stampo. Sì. Però non è posto dei figli pagati. Sì, no. Questo addirittura nipote, non mi pare. Sì, ecco, io dico, come viveva? Ma dopo. Bene, io saluto tutti voi che ci avete ascoltato